Bene, leggiamo in Efesini, capitolo 3. Alleluia. Lettera di Paolo agli Efesini. Alleluia. Capitolo 3 dal verso 14. Leggiamo queste parole che l'Apostolo Paolo scrive alla chiesa di Efeso e rivela la sua preghiera per loro. Amen, Dio sia lodato. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati, mediante lo Spirito suo, nell'uomo interiore. E faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. 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 Alleluia, amen. Accomodatevi pure. L'argomento di questa epistola che Paolo scrive alla chiesa di Efeso è la Chiesa. La Chiesa, corpo di Cristo. È vero che il miracolo più grande, siamo convinti di questo, il più bello dei miracoli che abbiamo ricevuto è la salvezza, vero? Amen. Ma dopo un po' di anni di fede, e da qualche anno che faccio il pastore, mi sono accorto di un altro miracolo importante, la Chiesa. Alleluia. Il primo miracolo più grande è la salvezza personale. E dopo di questo, a parer mio, ma secondo quello che ho compreso fino adesso, l'altro miracolo più grande è la Chiesa. Noi siamo un miracolo di Cristo. Pensate, persone diverse, di diversa cultura, di diversa nazionalità, diverse esperienze, unite. Alleluia. Non è un miracolo? Gloria a Dio, perché Egli fa miracoli meravigliosi. E l'Apostolo Paolo comprende il valore di questo miracolo, della Chiesa. È un caro fratello, un apostolo che si è combattuto sempre, si è dato per la Chiesa, per l'opera di Cristo, per la Chiesa. Quando leggo per questo motivo, mi fa pensare che lui trovava un motivo per aiutare la Chiesa di Cristo in ogni modo, per servire la Chiesa di Cristo in ogni modo. E dobbiamo sempre trovare un motivo per dire al Signore grazie per la tua Chiesa. Se guardiamo ai difetti della Chiesa, ne troviamo tanti difetti, no? Ma la Chiesa, con tutti i suoi difetti, è un miracolo di Cristo. È la sposa di Cristo. È un onore farne parte. È un onore prodigarsi per la Chiesa
non del fratello Marco, ma per la Chiesa di Cristo. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre. Paolo pregava intensamente davanti a Dio per la Chiesa. Piego le mie ginocchia davanti al Padre per questo motivo, affinché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. Immagino la preghiera di quest'uomo, Paolo, in ginocchio, davanti alla presenza di Dio, per lo Spirito, diceva: Padre, ti prego per la tua Chiesa, che ogni mio fratello, ogni mia sorella, ogni membro di Chiesa, ogni simpatizzante, ogni ministro tuo, Signore, sia potentemente fortificato per mezzo del tuo Spirito. Amen. Fortificati nell'uomo interiore. Questo dobbiamo cercare. Gloria al Signore. Bisogna essere forti. Ma quando parliamo di forza non parliamo di forza fisica, ma di una forza spirituale. Amen. Amen. Alleluia. L'altra preghiera che faceva l'Apostolo Paolo è: ti prego, Padre, fa che Cristo abiti per mezzo della fede in ognuno di loro. Alleluia. Cristo deve abitare in ognuno di noi. Amen. Quando parlo di abitare, intendo dire abitare stabilmente. Non essere l'ospite d'onore. L'ospite prima o poi sa che se ne deve andare. È vero? Ma chi abita in un luogo sa che non va via. Gloria al Signore. Il Signore abita nella mia vita. L'altra richiesta è: Padre, ti prego che siano radicati e fondati nell'amore. Gloria al Signore, radicati e fondati nell'amore. Radicati e fondati nell'amore. Amen. Gesù ci ha dato un comandamento. Sapete qual è? Di amarci gli uni con gli altri. Amatevi gli uni con gli altri, come io ho amato voi. Vi do questo comandamento. Vi do questo comandamento. Amatevi gli uni e gli altri, come io ho amato voi. Amen? Bisogna che ognuno di noi sia radicato e fondato nell'amore. Dobbiamo muoverci per l'amore di Dio, nell'amore di Dio. Servire nell'amore di Dio. Servirci, servire Dio nel suo amore, per amore suo. Amandoci gli uni con gli altri. Perché questo ci rende capaci di abbracciare con tutti i santi, con tutti i credenti sparsi per il mondo, quale sia veramente l'efficacia, la consistenza dell'amore di Dio. Qui l'Apostolo Paolo parla di dimensioni, affinché siate capaci, resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Dio. Amen. L'amore di Dio non ha limiti. Queste misure non hanno un valore definito,
ma un valore infinito. Amen? E noi dobbiamo essere capaci, fratelli e sorelle, di abbracciare con tutti i santi, con tutta la Chiesa. Sentirci Chiesa nella Chiesa, essere Chiesa insieme alla Chiesa. Nessuno si sente un corpo estraneo. Io faccio parte della Chiesa, sono un pezzo della Chiesa. Insieme siamo il corpo di Cristo. Alleluia. Dobbiamo conoscere questo amore. L'amore di Dio bisogna comprenderlo. Qualcuno ha compreso l'amore di Dio? Io ancora non del tutto. Ma come? Sei pastore, tanto anni, predichi la parola? Quando penso di averlo compreso, mi accorgo che è ancora più grande. Poi penso di aver capito, invece ancora di più. È immensamente grande. Sai perché? Perché io fallisco sempre, ma Lui mi ama sempre. Alleluia. Ora, Dio può fare infinitamente di più di quello che noi domandiamo o pensiamo. E a Lui sia la gloria nella Chiesa. A Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù. Per tutte le età. Sai cosa vuol dire? Per tutte le età. Era così ai tempi di Paolo, era così per i tempi che sono venuti dopo, è così ancora oggi. E sarà così fino al ritorno di Gesù. A Lui sia la gloria nella Chiesa. La Chiesa testimonia dell'amore di Dio. La Chiesa annuncia la grazia di Dio e la salvezza che è in Cristo Gesù. Per questo abbiamo cantato ambasciatori siamo. C'ha un senso quel cantico. Proprio in cuore questa parola. Che privilegio essere ambasciatori di Dio. Gloria al Signore. A Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Sentiamo in cuore di inginocchiarci per la Chiesa. Spesso preghiamo solo per noi, per le nostre cose. Non è che sia sbagliato. Ma vogliamo prendere al primo posto, mettere al primo posto la necessità che la Chiesa si manifesti in questo mondo. Poi è chiaro che Dio provvederà per le nostre necessità individuali, io ci credo. Ma prima di tutto abbiamo a cuore il regno di Dio. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte le altre cose vi saranno date in più. Amen? Amen. Alleluia. Intanto ringrazia il Signore perché tu sei un pezzo di Chiesa. Amen. Per quanto sia grande il mondo intero, la Chiesa del Signore è sparsa per tutto il mondo. Gloria a Dio. Noi facciamo parte dell'Italia, della nazione italiana, abbiamo la nostra Chiesa. Ci sono tante altre espressioni. Non sta a noi dire quello che è buono e quello che non è buono. Una cosa so, la parola di Dio ci rivela una cosa. Un giorno, nel cielo, ci sarà un solo gregge e un solo pastore. Non spetta a me e né a te né a nessun altro dire questi sono buoni e questi sono cattivi. Questa denominazione è buona e quest'altra denominazione non è buona. È Dio che conosce la sua Chiesa. Ma l'importante è che io e te ci sentiamo un pezzo della Chiesa di Cristo. Non abbiamo l'ambizione di essere tutta la Chiesa di Cristo perché è impossibile esserlo. Ma abbiamo l'onore
di sentirci un pezzo della Chiesa di Cristo. Per questo motivo, proprio come Paolo, piego le mie ginocchia e dico: Signore, benedici la tua Chiesa. Benedici l'opera tua, Signore. Nel corso degli anni fa conoscere l'opera tua. Amen. Preghiamo per la Chiesa. Signore, benedici la nostra Chiesa. Benedici la nostra comunità. Fa che insieme possiamo sentirci uno in te. Alleluia. E realizzeremo in un modo potente, in un modo glorioso, quale sia la larghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Dio, che sorpassa ogni intelligenza. Nonostante tu sia intelligente, io credo che tu sia intelligente, ma non potrai mai capire con la tua intelligenza l'amore di Dio quanto è grande. Potrai solo usufruirne di questo amore. E come godi di questo amore scoprirai che è più grande di quello che tu pensi, del valore che tu hai dato, è più grande. Perché ti scoprirai fallace, fallirai sicuramente, come falliamo tutti, e troverai sempre l'amore di Dio lì pronto per te. E dirai: ma allora l'amore di Dio è più grande. Amen? Alleluia. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, e in questo modo l'Apostolo Paolo ha incoraggiato la Chiesa in Efeso. E credo che in questa sera il Signore stia incoraggiando ognuno di noi qui a Pieve di Cadore. Per quanto può essere sperduto Pieve di Cadore in montagna, è prezioso agli occhi di Dio. Per quanto piccola possa essere come comunità, abbiamo un messaggio grande da poter esprimere in questa società dove siamo presenti. E nel nostro piccolo vogliamo fare tutto quello che è possibile fare, sapendo che insieme a Dio faremo cose grandi, vero? Non importa il numero, ma insieme a Dio, insieme all'aiuto dello Spirito Santo, possiamo mantenere alta questa luce che ancora dopo tanti anni splende in questo luogo. Amen. Amen, gloria a Dio. Non scoraggiamoci, ma incoraggiamoci nel Signore. Vogliamo incoraggiarci, perché noi non possiamo sapere l'opera di Dio quale sarà fra 10 anni, fra 20 anni. Una cosa è certa: è iniziato qualcosa. O no? Qualcosa che non è dipeso da nessun uomo, qualcosa che Dio ha voluto. E se Dio ha voluto l'inizio di quest'opera, sicuramente avrà un senso nella sua logica, non nella mia logica, ma nella sua logica, nella sua volontà, nel suo piano. Noi vogliamo ringraziare il Signore perché ci ha dato il privilegio di essere un pezzo della sua Chiesa. Amen? Alleluia! Vogliamo ringraziare il Signore tutti insieme? Vogliamo chinare il nostro capo.